Si conclude una nuova stagione con la sua squadra. Che bilancio può fare? Posso dire che è stata un'ottima annata, è una grande annata per una squadra come noi che è appena arrivata in questa categoria, che non la conosceva, perché comunque all'inizio del campionato abbiamo pagato dazio per questo, e poi però ci siamo ripresi molto bene e con ampio anticipo abbiamo anche portato la nave in porto della salvezza. I ragazzi sono stati fantastici, lo staff pure, l'allenatore molto bravo, e insomma non posso altro che essere contento. C'è da dire che comunque ho uno staff molto preparato che, benché fuori da qualche anno da queste categorie, comunque ha fatto in fretta a capire quale armi usare e che tipo di filosofia anche usare. Parliamo anche del settore giovanile. Avete fatto un investimento importante per mettere le basi sulle quali costruire un futuro di crescita. Quali sono queste prospettive nell'ottica del percorso di investimento nella società? Ma allora, è chiaro che il campo sintetico è una cosa che aumenta di valore la società, non solo l'impianto in se stesso, ma un po' tutto quello che ci gira intorno. Io sono un po' ammalato da un certo punto di vista di logistica, perché è un po' anche il mio lavoro. Io credo che prima di crescere con la qualità bisogna che tutto sia al suo posto, che gli uffici funzionino, che i campi siano tenuti bene, che gli spogliatoi pure, e quindi aver dato un campo sintetico ai ragazzi per allenarsi e per giocare è, diciamo, un passo in avanti, perché si migliora tutto, la tecnica, si vincono anche gli alibi dei giocatori sull'errore, quindi insomma non si danno neanche alibi agli allenatori, perché in realtà il campo è perfetto, e quindi diciamo che ci aspettiamo tutti che la qualità si alzi, ecco, anche senza dover andare a prendere giocatori da altri posti, insomma, ecco. Se ne va un pezzo di cuore con l'ultima gara di campionato. Cosa vuole dire a Caputi? Beh, oggi per me, anche se la festa incombe, è una giornata triste da un certo punto di vista, perché oltre alla sconfitta, che comunque a noi sportivi, presidenti, allenatori, dirigenti, pesa sempre, però ci sta perdere. È chiaro che perdere un giocatore del calibro di Alessandro non è una cosa tutti i giorni. Ci eravamo abituati ad Alessandro negli spogliatoi, in campo, come collaboratore nei momenti difficili, purtroppo comunque anche per lui dobbiamo dire che ha tenuto duro anche per tanto, ci ha accompagnato a questa categoria che aveva lasciato per noi, e non possiamo essere grati di questo. Insomma, abbiamo, spero, contribuito a dare un saluto, diciamo, che lui meritava, e abbiamo fatto tutto il possibile, però l'ho visto contento, emozionato. Ripeto, la sconfitta poi ci ha un po' rovinato la festa, però fa parte del calcio perdere, non è la prima volta che perdiamo e non sarà neanche l'ultima, ma se non impari a perdere non vincerai mai. Ci salutiamo, come direbbe qualcuno, con un Montorio Alè. Montorio Alè, 100%. Guardando il cielo stamattina e pensando a questa gara, mi è venuto in mente un blues, The Sky is Crying, e sembrava quasi che il cielo volesse far rotolare le lacrime attraverso la pioggia sul terreno di gioco. Perché Caputi lascia il calcio giocato. Poi è venuto fuori il sole, forse perché contagiato dal tuo sorriso. Come ti senti? Mi sento molto sereno, effettivamente, nonostante paradossalmente io oggi finisco una carriera lunga, faticosa, ma molto appunto serena. Mi sento paradossalmente molto felice, perché se mi guardo indietro
capisco che ho fatto tanto. La dimostrazione sono sicuramente le dimostrazioni di affetto che sto avendo che ho avuto in questa settimana. Ho ricevuto dimostrazioni d'affetto da parte di tutto l'ambiente, da tutti gli addetti ai lavori, e per me è stata un motivo di orgoglio perché ho capito di aver fatto nel mio piccolo qualcosa di speciale. Ringrazio nuovamente un'altra volta tutta la famiglia Montorio, mi piace chiamarla famiglia perché qua veramente si respira un'area familiare. Ringrazio in primis il Presidente Peroni, che è stato un papà, un fratello maggiore, un compagno di squadra, ha coperto un po' tutte le figure che in una famiglia ci possono essere. È stato trainante insieme a Stefano Menini per raggiungere gli obiettivi che sono abbastanza tangibili in questi anni. Sono felice, sono veramente felice. Mancino è numero 10. Forse il tuo destino era già scritto proprio da questi dettagli. Come hai retto il peso di questa maglia? In realtà io nasco come esterno sinistro, cioè da piccolo ho sempre giocato esterno sinistro, nei miei percorsi passati ho sempre giocato esterno sinistro o seconda punta. Arrivato a Montorio finalmente, paradossalmente, ho trovato il mio vero equilibrio tattico e tecnico, mi hanno fatto giocare subito nel ruolo a cui io ho sempre aspirato, quindi la seconda punta. E è un peso, insomma, che sento di aver onorato al meglio, perché sia avere la fascetta da capitano sia avere comunque il numero 10 è una enorme responsabilità. Io, ripeto, spero di aver onorato questo ruolo perché ci tengo nei confronti della società, ripeto, ma nei confronti anche dei giovani che comunque mi guardano, mi hanno guardato in questi anni e mi hanno preso anche un po' d'esempio a volte, insomma. Cosa ti ha tolto e cosa ti ha dato il calcio? Tolto direi nulla, anche se sacrifici ne ho fatti, ho sicuramente dovuto rinunciare alla birretta in più il sabato sera, all'uscita in più con gli amici, al weekend con la fidanzata. Sono chiaramente molte più le cose che mi ha dato il calcio, mi ha dato tanti amici, tante conoscenze, tanti valori, perché comunque l'educazione per il compagno di squadra, per l'arbitro, per il pubblico, per l'avversario è comunque una cosa che solo il calcio ti dà così a 360 gradi, e io credo di finire questa carriera molto più arricchito di quando l'ho iniziata, chiaramente. Parlavi di Montorio FC, un ambiente che possiamo definire una comunità, una famiglia. Continuerai ad essere legato a questa società perché il tuo percorso finisce da calciatore ma prosegue ricoprendo un altro ruolo. Sì, io smetto col calcio giocato, che comunque è la cosa che più mi dispiace, però è anche vero che inizia un nuovo percorso per me, inizierò a fare il vice allenatore di Stefano Paese, del mister attuale, e servirà un po' a me per capire se mi piacerebbe rimanere nell'ambiente del calcio come appunto vice allenatore o come allenatore, quindi dovrei fare eventualmente il patentino. Sinceramente non lo so, perché sicuramente ho tanta esperienza, ho tanti consigli da dare, però appunto non so se potrei rivestire questo ruolo di allenatore o di vice allenatore, insomma, credo di sì, però ecco, l'anno prossimo credo di scoprirlo meglio sulla mia pelle. Ecco. Cosa vuoi dire per lasciare un saluto da calciatore all'ambiente Montorio e se ci regali un tuo ultimo sorriso? Il sorriso mi viene spontaneo, io vivo il calcio, per me il calcio è proprio divertimento. Io ho avuto modo prima di incontrare il mio mentore calcistico, che è il vice allenatore del Pescantina, che è Vincenzo Spoito. Lui ha giocato in Serie A, ha giocato in Serie B, in Serie C, e io ci ho giocato insieme 10 anni fa, anzi 15 anni fa ad Ala, provincia di Trento, e lui mi ha sempre detto che il calcio è sorriso, è divertimento. Alla fine uno va in campo per 90 minuti e deve sorridere, deve divertirsi con la palla al piede, e questo è il consiglio che io mi sento di dare a tutti i bambini, a tutti i ragazzi che iniziano questo sport bellissimo. E dico come ultimo pensiero che obiettivamente io speravo che questo giorno qua non arrivasse mai, però sicuramente condividerlo con persone del genere, con persone che mi amano così tanto anche al di fuori della famiglia Montorio, quindi penso anche ai miei genitori, alla mia futura moglie, ai miei amici, ai miei parenti, insomma non poteva finire in modo migliore, ecco. Quindi ringrazio ancora tutti gli addetti al lavoro, tutta la famiglia Montorio, ma anche insomma i miei genitori, i miei amici che nel loro piccolo hanno fatto molti sacrifici per me, come io li ho fatti per il calcio. Grazie Caputi del tuo esempio e del tuo sorriso. Grazie a voi, grazie di cuore.